Due espressioni contenute nel brano Il Vangelo di oggi formeranno un po' l'oggetto della mia riflessione. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Qualcuno ha scritto che l'amore è la passione di unirsi alla persona amata. Certamente Gesù desidera unirsi a ciascuno di noi, dimorare in ciascuno di noi, vivere in comunione con ciascuno di noi. Se glielo permetteremo, se lo accoglieremo cioè nella nostra vita, allora progressivamente acquisiremo i suoi stessi sentimenti, il suo stesso stile, i sentimenti di Gesù, lo stile di Gesù che va in cerca della pecora che si è smarrita, che pranza con i pubblicani, considerati pubblici peccatori, soggetti impuri, che prova compassione per la vedova, che vede il suo figlio, il suo unico figlio morto, che si adira contro l'istituzione tradizionale giudaica che anziché aiutare le vedove e gli orfani succhia loro il sangue, che fa dei bambini i principi del suo regno, che si cinge del grembiule e lava i piedi ai suoi discepoli, che muore in croce, che è risorto sulla spiaggia, arrostisce sulla brace il pesce per i suoi amici che hanno faticato tutta la notte. Ecco, accogliere Gesù nella propria vita e quindi acquisire i suoi stessi sentimenti e il suo stesso stile ci consente di realizzare la nostra identità, che è quella di essere fatti per amare ed essere amati, e quindi ci consente di fare l'esperienza della gioia tra le fatiche che ogni vita immancabilmente porta con sé. La seconda espressione su cui vorrei brevemente riflettere con voi è: vi darò un altro paraclito. Lo Spirito Santo viene definito paraclito, un termine di origine greca, difficilmente traducibile dai molti significati. Letteralmente colui che è chiamato presso, accanto. Ne individuo tre, almeno come significati su cui meditare. Il primo significato di paraclito è avvocato, difensore. Ci difende da che cosa? Se siamo innocenti, se siamo oggetto di accuse ingiuste, di maldicenze, di pregiudizi, ci difende nel senso che ci dà la forza per affrontare queste ingiuste accuse e anche perdonare. Se invece siamo colpevoli e i nostri errori, i nostri peccati sono lì ad accusarci, a tormentarci con i sensi di colpa, lo Spirito Santo ci dà la forza di chiedere perdono, di rialzarci, di non diventare giudici spietati verso noi stessi. Il secondo significato di paraclito è consolatore. Lo Spirito Santo ci consola nel senso che ci dà la forza per non essere schiacciati dalle prove della vita, in cui prima o poi tutti incappiamo.
ci dà la forza per vivere le prove della vita come occasioni preziose di purificazione della nostra fede, di purificazione da quei tanti elementi che non c'entrano niente con la fede e che invece la inquinano, rendendola inautentica. E poi c'è un terzo significato di Paraclito, che è consigliere, cioè dire lo Spirito Santo ci suggerisce le vie attraverso le quali possiamo realizzare il nostro vero bene. Non si sostituisce, ce le suggerisce. Non siamo dei burattini nelle sue mani, possiamo anche dirgli di no. E non solo ci suggerisce queste vie, ma se accogliamo i suoi suggerimenti, si fa nostro compagno nel cammino lungo queste vie, appunto per sostenerci, per incoraggiarci, per rialzarci quando cadiamo, così che possiamo giungere alla meta, e cioè la realizzazione del nostro vero bene e quindi la nostra gioia. Un'ultima considerazione. Lo Spirito Santo è un dono. Come si custodisce un dono? Come facciamo a custodire il dono dello Spirito? Lo Spirito è un dono e come ogni altro dono soggiace ad una regola ferrea. O è ridonato o muore. Se noi pensiamo di custodire il dono, ogni dono, qualunque dono, trattenendolo egoisticamente nelle nostre mani, quel dono nelle nostre mani verrà meno. Il dono lo si custodisce ridonandolo, rimettendolo in circolo. Questo che cosa significa in concreto, con riferimento specifico al dono dello Spirito Santo e con riferimento specifico a queste dimensioni che ho poc'anzi richiamato? Beh, anche qui significa tante cose. Direi innanzitutto significa fare ciò che piace allo Spirito e non fare ciò che dispiace allo Spirito. Non fare ciò che dispiace allo Spirito e quindi non fare ciò che ci fa del male, perché ciò che dispiace allo Spirito è anche ciò che ci fa del male. Per esempio, sono le parole che giudicano in modo inappellabile, che condannano, che intenzionalmente feriscono per il gusto di ferire, che escludono, che dividono, che calunniano. Tutte queste cose dispiacciono allo Spirito e tutte queste cose, quando le poniamo in essere, fanno del male e ci fanno del male. E poi fare ciò che piace allo Spirito, e sempre con riferimento alle dimensioni cui accennavo prima. Questo che cosa significa? Anche qui significa tante cose. Significa, per esempio, pronunciare parole, le parole esprimono sempre i pensieri che custodiamo nel cuore, pronunciare parole che incoraggiano, che donano speranza, che trasmettono stima, affetto, e che quando sono parole dure, perché può anche capitare di dover dire parole dure, parole forti, sono parole però pronunciate con l'intento di aiutare l'altro a crescere, a diventare adulto, a diventare responsabile, a diventare libero, non parole che feriscono per il gusto di ferire. E poi fare ciò che piace allo Spirito vuol dire, per esempio, aiutare chi sta sotto la croce, e prima o poi capita a tutti. Aiutare chi sta sotto la croce perché quella croce non lo schiacci. E poi fare ciò che piace allo Spirito significa aiutare l'altro a scoprire la via che porta alla realizzazione del suo vero bene e aiutare a percorrerla, questa via. Ecco, cari fratelli e sorelle, è un bel programma di vita quello che viene fuori da queste espressioni del Vangelo di oggi. Aiutiamoci insieme a fare questo cammino per il bene di tutti, per il bene nostro, per il bene della Chiesa. Amen.
Abbiamo ascoltato, in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Oggi anche all'interno della Chiesa e delle nostre comunità cristiane accusiamo un vistoso deficit di gioia, perché accusiamo un vistoso deficit di speranza. Se non si chiudono i valichi alla paura e alla rabbia, alla rassegnazione e alla disperazione, allora non ci si dischiudono gli svincoli alla fiducia e alla speranza, mentre è proprio di speranza che abbiamo un immenso bisogno. Andiamo perciò a scuola di speranza dalla nostra Madre Maria Santissima. Che cosa significa per Maria sperare? Direi fondamentalmente 3 cose: attendere, resistere, vegliare. Sperare e attendere. Maria è la donna che sa attendere. Tutta la sua vita appare ritmata dalle cadenze trepidanti dell'attesa. A Nazareth è in attesa di Giuseppe, suo promesso sposo. Nel cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli, è in attesa della venuta dello Spirito. Vergine in attesa all'inizio, madre in attesa alla fine. L'attesa di Lui per 9 lunghissimi mesi, l'attesa del giorno che lei avrebbe voluto rimandare di volta in volta, in cui Lui sarebbe uscito di casa senza mai più farvi ritorno. L'attesa dell'ora di Lui, del suo ultimo rantolo, all'ora 9 del 14 di Nisan. L'attesa del terzo giorno, vissuta in solitaria davanti al masso del sepolcro. Attendere come infinito del verbo sperare. Nel vocabolario di Maria, sperare l'infinito. Sperare e attendere. La speranza biblica è l'attesa che la promessa di Dio si compia e che immancabilmente si compirà. Non può non compiersi. 2 considerazioni. La prima: la speranza non è la convinzione che tutto andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha senso, comunque vada a finire. Secondo, per attendere il futuro con speranza occorre ricordare sempre che se, come ci ricorda l'Apocalisse, Dio è colui che viene, non è però mai puntuale con gli orari che pretendiamo di fissargli noi, mentre è sempre fedele con tutti gli appuntamenti da Lui stabiliti. Sperare è, dicevo, resistere, è rimanere fermi, senza fughe folli in avanti, senza nostalgici ritorni all'indietro. Giovanni racconta che stavano presso la croce di Gesù, sua madre, eccetera. Gli apostoli se l'erano data a gambe, tutti. Maria ha resistito alle urla dei capi del popolo, dei soldati,
della folla vociante che gridavano: scendi dalla croce, salva te stesso. Non credo irriverente pensare che anche Maria avrà detto in quel momento, nel segreto del suo cuore: figlio mio, salva te stesso, scendi dalla croce. No, non è irriverente immaginarlo, piuttosto sarebbe disumano pensare il contrario. Maria è e rimane madre fino alla fine, per raccogliere l'ultimo respiro del figlio morente, lasciandosi trafiggere l'anima dalla spada lancinante del dolore più atroce. Resistere e rimanere è un segno della nostra speranza nel Dio che non se ne andrà mai. Anzi, resisterà e resterà sempre con noi fino alla fine del mondo. Un missionario è vissuto da solo in Afghanistan per 25 anni e in quel periodo è stato quasi sempre l'unico sacerdote in tutto il paese. Spesso si chiedeva che senso avesse lo stare lì, ma ha scritto così: portatore silenzioso della parola creatrice, incarnata e crocifissa, semplicemente stando qui, vivendo qui, semplicemente amando, morendo qui, semplicemente facendo l'Eucarestia trascino tutto l'avvenire di un popolo verso la luce. Sperare è vegliare. Maria ha un'anima vigiliare. Basti ricordarla come la donna del Sabato Santo. Dopo la sepoltura di Gesù è rimasta solo lei a custodire la fede sulla terra. Il vento del Golgota ha spento tutte le lampade, ma non la sua lucerna, alimentata con l'olio della fede più pura, più salda, più contagiosa. Viviamo un tempo complesso, un cambiamento d'epoca, secondo la nota e a volte abusata frase di Papa Francesco. Ciò che conta è affrontarlo con una inossidabile speranza, nella certezza che tutte le stagioni della storia appartengono ormai al Signore e che nulla può più sottrarsi alla irradiazione del sole che sorge dall'alto. Egli viene sempre e il Cronos, il tempo monotono della clessidra e del cronometro, è ormai diventato il Kairos della salvezza. Scrive un vescovo ormai emerito, e chiudo: l'importante è custodire e coltivare la solidità e la fecondità del baricentro della nostra speranza, la relazione personale con Gesù, che non si stanca di mendicare il nostro amore. Ma tu mi ami? L'importante è sapere scorgere i segni dei tempi, anche dietro la grigia trama dei giorni e sotto la ruvida scorza degli avvenimenti, anche i più aspri e più duri. L'importante è non lasciarsi vincere dal male, ma vincere il male con il bene. L'importante è non ridurci a fare i cronisti dei crepuscoli più malinconici, ma impegnarci a diventare i profeti delle albe e delle nuove aurore. L'importante è non contentarci di rattoppi di comodo, non cucire pezze nuove su vestiti vecchi. L'importante è vegliare per svegliare le nostre comunità cadute in letargo, andate in automatico. L'importante è convertirci per uscire dal tunnel dell'eterna domanda di quanti preti domani saremo e domandarci invece quali preti siamo oggi. L'importante è sperare di riuscire a diventare
credibili portatori di una speranza incredibile. Che Maria Santissima ci aiuti con il suo esempio, con la sua intercessione, a custodire con fedeltà la virtù della speranza.